In montagna il rischio zero non esiste, si sa, per questo vale la pena attivarsi sul fronte della prevenzione. In Veneto in tutto il 2017 sono stati 821 gli interventi tra estate e inverno del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in aiuto nei confronti di alpinisti o aspiranti tali. In diminuzione quindi dell'8,5% rispetto all'anno precedente. Tale valore dipende certo dalle condizioni meteo che per l'anno in questione sono state particolarmente stabili, una tendenza positiva che si può spiegare con l'auspicabile aumento della consapevolezza degli alpinisti delle loro condizioni fisiche e dell'ambiente che vanno ad affrontare. Spero che sia anche in questo calo sia la maggior consapevolezza di chi frequenta la montagna, cioè che si prepara e quindi soprattutto si informa sul percorso che va a eseguire. Tra le cause principali che costringono l'intervento del soccorso alpino ci sono la mancata preparazione fisica e psicofisica, la perdita dell'orientamento, ma anche la superficialità con la quale si intraprendono i percorsi. Questo espone gli alpinisti ai rischi nel periodo invernale, ovviamente al distacco di valanghe oppure all'esposizione di situazioni pericolose dal punto di vista meteorologico, quali il maltempo, bufere, eccetera. E quindi il consiglio che da sempre viene dato nell'ambiente del soccorso, dell'alpinismo, è quello di rapportarsi con un maggior grado di umiltà all'ambiente alpino. La montagna non è un Luna Park, ma è un ambiente che va studiato per poterlo comprendere e quindi poterlo affrontare in sicurezza. Nello specifico la fetta più grande è rappresentata dalle cadute o dalle scivolate in occasione delle escursioni, l'attività che provoca più incidenti in quanto attività alla portata di tutti o quasi. Come sempre bisogna dare la giusta importanza all'equipaggiamento, la preparazione fisica e psicofisica e condizioni meteorologiche. L'escursione va infatti preparata e pianificata. Per fortuna, in caso di bisogno, c'è comunque il soccorso alpino, che in Veneto è particolarmente capillare e nel 2017 ha visto impiegati oltre 4.000 volontari. Siamo tutti alpinisti che a un certo punto della nostra esperienza decidono di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità. Noi diciamo sempre c'è un fondo di follia in tutto questo, perché si interviene da volontari gratuitamente in condizioni anche di pericolo. Purtroppo anche i nostri soccorritori non ci sono più, per salvare delle persone che non si conoscono, dalle quali spesso e volentieri non si riceve neanche grazie, e però lo facciamo perché questa è una passione che uno sente di fare, difficilmente spiegabile.